ci siamo divertiti a casa in questo periodo e quindi abbiamo condiviso con tutti il piacere di stare assieme. Così i bambini hanno lasciato traccia di sé, dei loro sentimenti, delle paure, di un tempo sospeso in casa in cui tutto sembrava cambiato, la scuola, gli amici, lo sport. Il Covid sembra essersi portato via ogni cosa e così loro, stimolati quotidianamente in diretta televisiva, hanno preso carta e colori e si sono raccontati. La mostra Andrà tutto bene, che raccoglie le centinaia di disegni e non solo di bambini di tutto il Veneto, è stata inaugurata questa mattina al Centro Culturale San Gaetano di Padova, dove resterà per 2 settimane per approdare poi a Mestre all'M9 il 3 dicembre. Poi sarà la volta di Belluno 14 gennaio, Rovigo 4 febbraio, Verona 4 marzo, Treviso 8 aprile, Vicenza 13 maggio, per concludersi a Vo' Euganeo il 3 giugno. I bambini sentono il disagio perché lo vedono dallo sguardo dei loro genitori, però hanno raccontato che ce la fanno se si attaccano a dei valori che sono per loro importanti. Quindi c'è stato un disagio, ma c'è stato anche l'aiuto a questo disagio, quello è importante. Inaugurata dal presidente Luca Zaia insieme alla dottoressa Russo, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Regione, al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin e ai tantissimi bambini che hanno così condiviso un linguaggio comune, il loro. I bambini e i ragazzi sono stati quelli che più hanno rispettato le regole, ha detto dal palco Zaia, chiedendo per loro un applauso a tutti i presenti. A me fa piacere che gli esperti di pedagogia, di tutto quello che è la psicologia infantile abbiano detto che siamo stati l'unica regione che ha pensato veramente con forza tutti i giorni ai bambini a casa, chiusi in casa durante il lockdown. 1300 disegni, cui si potranno aggiungere quelli di ogni bambino che visiterà la mostra itinerante e vorrà contribuirvi. Riteniamo che questa sia una delle forme più alte di cultura che si possono esprimere, perché la esprimono i bambini, che vuol dire che la esprime l'Italia che verrà, il Veneto che verrà.